Allora, invito il socio Pietro Corsi, che è presente, e il socio Paolo Galluzzi, che è collegato in remoto, e la dottoressa Sara Bonecchi, a presentare una cosa a cui teniamo enormemente, che riguarda un archivio elettronico dedicato ad Antonio Favaro, 1847-1922. Viene a parlare a lui. Antonio Favaro è una parte importante della nostra storia. Siamo grati al consorzio Corsi di parlarcene. Grazie all'Istituto, grazie a voi di questo invito. Io di fatto rappresento il Museo Galileo, non sono un esperto di Favaro, anche se evidentemente Favaro non è ignorato da nessuno storico della scienza. È grosso modo il legame tra il Museo Galileo e l'Istituto. Bene o male, Favaro fu dall'881 alla sua morte nel 922 socio dell'Istituto Veneto, di cui fu anche presidente per un biennio tra il 905 e il 907, grande studioso anche non solo di Galileo, di cui curò l'edizione nazionale delle opere, ma studioso anche dell'Università di Padova e dell'insegnamento delle matematiche all'Università di Padova. Il primo volume della sua edizione nazionale delle opere di Galileo compare nel 990 e il ventesimo 890 evidentemente, e il XX nel 909. Non contento di tutto il lavoro enorme che aveva fatto, aveva lavorato sugli allievi di Galileo, sui discepoli, sulle controversie, aveva raccolto quantità di materiale straordinario, come penso forse la dottoressa Bonecchi ci ricorderà. Erano anni in cui peraltro il lavoro era facilitato, mentre gente della mia generazione, non sono giovanissimo assolutamente, ma insomma bisognava lottare spesso per poter accedere a dei manoscritti in diverse biblioteche, bisognava ingraziarsi il bibliotecario, altrimenti ci diceva che le carte non c'erano. Mi ricordo in Nazionale a Firenze l'alluvione del 966 durò fino al 2010, dicevo il libro è alluvionato, diceva ma non è possibile, è uscito 20 anni dopo. Favaro poteva scrivere a una biblioteca e gli mandavano a casa i manoscritti, quindi altro modo di lavorare allora, poteva portarsi a casa addirittura pezzi di archivio, e questo lavoro gigantesco ci è stato evidentemente tramandato, e il Museo Galileo ha dedicato una delle sue teche, come ci parlerà ora il professor Galluzzi, che è l'ideatore di questa teca e di tutto il sistema di informazione e ricerca sul patrimonio scientifico-culturale affidato all'elettronica. Lui non lo potrà dire, io però lo posso dire, lui è stato veramente il pioniere di questo settore. Io ho visto nascere negli anni '80 già i primi tentativi, precedenti addirittura all'Internet, di utilizzare lo strumento elettronico. Poi ovviamente l'Internet aprì una porta straordinaria, fu fatta una teca su Galileo, su Leonardo, e ora una teca su Favaro. C'è una differenza fondamentale di cui il professor Galluzzi ci parlerà molto meglio di me, e cioè non si tratta di mettere online quello che c'è, sono archivi di ricerca, e se uno definisce la ricerca come qualcosa che è superiore alla somma degli input, questi archivi elettronici di fatto permettono di superare ciò che è visibile documento per documento, permettendo delle indagini a 360 gradi, arricchendo non solo le nostre conoscenze, ma arricchendo anche la lista di domande che si possono fare ai documenti. Quindi sono elementi estremamente innovativi. Da questi esperimenti del Museo Galileo degli anni 90 e poi proseguiti fino ad oggi, sono nate tutta una serie di altre iniziative, che so io, un grande lavoro su Lavoisier. Io stesso ho realizzato in Francia e in Inghilterra dei siti dedicati a degli autori della teoria dell'evoluzione, ad esempio. Cioè, sono tutti, diciamo, spin-off di questa intuizione di Paolo Galluzzi di esplorare le potenzialità del tema, perché tutto sommato mettere una biblioteca online non ci vuole molto, basta un buon tecnico e lì ci si mette, ma far diventare questi strumenti non solo di archiviazione e, diciamo, come si può dire, di preservazione di un patrimonio, ma anche strumenti che arricchiscono la ricerca, e lì è stato il salto che il Museo Galileo ha fatto e che Paolo Galluzzi ha permesso di fare. E direi che, detto questo, è lui che deve parlare. Grazie. Grazie mille. Allora,
Paolo Galluzzi. Mi pare giusto, grazie mille, grazie mille. Tra l'altro devo dire che mentre... Ciao, che piacere di vederti. Buongiorno. Come stai, Sì, Paolo? Che piacere di abbastanza vederti. bene, grazie. Mi scuso di non poter essere con voi per ragioni di forza maggiore, ma ho un grande piacere per l'invito che avete fatto a presentare queste realizzazioni. Pietro Corsi ha già detto molto, voglio solo aggiungere qualche considerazione. Che cos'è una teca? La parola è troppo generica per lasciarla senza spiegazioni. Una teca è un'evoluzione, la potrei definire così, del concetto abituale di biblioteca digitale. Come diceva Pietro, la biblioteca digitale è una pratica da tempo comune, è anche una pratica, come dire, di trasferimento lineare di quello che sta su carta o su altri supporti nelle istituzioni che conservano la documentazione storica. La Teca ha ambizioni diverse, e cioè intanto lavora mettendo insieme risorse che sono sparpagliate in diversi contenitori non necessariamente del medesimo paese. In secondo luogo, collega i documenti e, come dire, prendendosi delle licenze rispetto alle tradizioni di documentazione e di catalogazione che si sono affermate nel corso dei secoli. È un luogo nel quale un documentalista, si tratti di un archivista, di un bibliotecario, di un curatore di museo, deve, come dire, spogliarsi di certi limiti che la sua disciplina è venuta imponendogli con sistemi di catalogazione, con modalità di presentazione dei risultati della catalogazione, sono irrelati quando si parla di un libro, quando si parla di un documento di archivio, quando si parla di un'opera d'arte o di qualsiasi altro oggetto che sia tridimensionale. Qui bisogna mantenere naturalmente, perché la Teca consente di accedere a soli libri, a soli archivi, a soli opere d'arte, però consente quel valore aggiunto formidabile che per lo studioso è determinante, e cioè quello che facciamo tutti i giorni, quelli che si immergono nel lavoro dello storico, e cioè saltapintiamo da un libro a un oggetto, a un documento d'archivio, e cerchiamo di estrarre da questi materiali i significati. La Teca favorisce questo lavoro, ripeto, mantenendo le distinzioni che si sono affermate giustamente nel tempo nei criteri di descrizione. La Teca è per giunta un ambiente, come dire, di comunità, nel senso che la comunità che studia, in questo caso oggi presentiamo Favaro, le vicende che riguardano il contributo straordinario che questo studioso ha dato agli studi su Galileo, su Leonardo, sulle matematiche antiche e su molti altri settori, perché poi era anche un ricercatore raffinato sul piano squisitamente scientifico, sono sparpagliati in una serie di contenitori. È una quantità enorme di materiale, lo vedete tra poco, e d'altra parte una comunità che attraversa il pianeta in qualche modo, nonostante che Favaro scrivesse in una lingua che già cominciava ad avere qualche sintomo di emarginazione rispetto ad altre, è ricercato, consultato, sorprende nel vedere la quantità di cose che ci ha lasciato, e la Teca favorisce enormemente questa, come dire, accesso, questa consultazione, questo inserimento collegiale di documenti che parlano solo se sono collegati, ma che è difficilissimo collegare nel mondo reale. Aggiungo un altro elemento che caratterizza la Teca: essendo uno strumento di comunità
e diventando o avendo l'ambizione di diventare un vero e proprio esaustivo ambiente di ricerca, una specie di biblioteca delle biblioteche, archivio degli archivi, museo dei musei, su tematiche molto specializzate. Si avvale dei contributi che gli utenti, cioè chi ne usa di queste risorse, possono dare. Tant'è che è fondamentale il fatto che vi sia la possibilità degli utenti di interagire con i contenuti, non di modificarli, perché questo sarebbe un rischio troppo, ma di apporre accanto all'informazione fornita osservazioni, critiche, proposte di integrazione. Oggi, superate le difficoltà legali, pubblicare dentro la teca i propri articoli che hanno riferimento con il tema della teca stessa, e ora, ancora oggi, stiamo lavorandoci, per quanto sia ancora, come dire, difficile immaginare nelle prospettive, trasformarli in un servizio a domanda, vale a dire utilizzare l'intelligenza artificiale davanti a questi enormi giacimenti di dati per rispondere in maniera responsabile, sulla base di documentazione certa, alle curiosità o alle domande di utenti specializzati o meno specializzati. Come ha detto Pietro, l'esperienza delle teche parte dagli anni 90. Adesso le teche sono 7, quelle completate, che potete trovare in linea, basta andare sul sito web del Museo Galileo. Se Sara manda le immagini ci si rende conto di quello che sono. La teca Galileo è la più antica, il Museo Galileo non poteva non partire di lì. La teca Leonardo è sicuramente la più complicata e spettacolare che abbiamo realizzato. È stato versato molto sangue per arrivare a gestire un patrimonio enorme, che non è fatto però di testi, perché testi di Leonardo non ci sono, vanno costruiti, sono frutto di elaborazioni di scholars che hanno ormai 2 secoli di vita. E poi le teche che hanno un interesse diretto per l'istituto che ci ospita, per il prestigioso istituto che ci ospita, la Teca Favaro, la Teca Caverni, che ha avuto interazioni, come voi sapete, Raffaello Caverni in molte porte, e anche quella che noi non chiamiamo teca, ma lo è di fatto, quell'applicazione straordinaria diretta da Filippo Camerota, che riguarda un singolo oggetto che si trova nella città nella quale vi trovate voi in questo momento, e mi farebbe piacere esserci anche a me, e cioè il mappamondo di Fra Mauro, realizzato intorno al 1450. Come vedrete tra poco ha avuto un impatto notevolissimo la pubblicazione di quella che io considero una teca di Fra Mauro. Lo stesso successo ha avuto la teca a un altro documento cartografico straordinario, che è quello di Walter Waldseemüller, 1507, il planisfero, una copia unica, conosciuta e conservata alla Library of Congress, chiedo scusa, che è oggetto di un'applicazione straordinaria e molto popolare. Qual è accanto a queste cose, che non sono poche, effetto di comunità, cumulo di informazioni sparpagliate, come dire, attenuazione delle barriere che separano i libri dai documenti di archivio, dagli oggetti e persino dalle bibliografie, dalle biografie dei personaggi. A parte questo, evidentemente la formula, che è sanguinosa, perché non è una cosa che si improvvisa, richiede un impegno di istituzioni e di mezzi molto rilevanti,
ha avuto e seguita ad avere un grande impatto. Se Sara manda quella cartina che visualizza in maniera così diretta la, come dire, diffusione, l'impatto a livello internazionale, naturalmente tutti i metadati sono anche in lingua inglese, questo favorisce certamente la situazione. Se manda la cartina, non la vedo al momento, ma forse ora arriva, la cartina ci fa vedere l'impatto, eccola, la vedete come si legge quella cartina. Il bianco significa assenza di contatti da server localizzati nelle aree corrispondenti con il server del Museo Galileo che ospitano le teche. La diversa intensità della colorazione blu viceversa dà l'idea di zone dalle quali partono richieste dai server che sono localizzati in quelle zone e che puntano sulle risorse, soprattutto le teche che offre il Museo Galileo. Vedete che le forme di intensità, al di là ovviamente dell'Italia, curiosamente direte, riguardano la zona della cinese, riguardano la Cina e la ragione forse la si può spiegare molto semplicemente pensando che una di queste teche, quella alla quale ho fatto riferimento, è la Suffran Mauro, che riguarda in gran parte, come tutti voi sapete, anche il mondo orientale, è pubblicata non solo in italiano, non solo in inglese, non solo in arabo, ma anche in lingua mandarina. E questo naturalmente la rende uno strumento facilmente accessibile sia per l'interesse che ha, c'è tanto Marco Polo dentro quella teca, sia per la lingua che la rende più accessibile, ma l'immagine che voi avete davanti agli occhi vi dà l'idea dell'interesse che suscita questo tipo di iniziativa. La struttura mentale e anche informatica dalla quale dipendono le teche, realizzata all'interno del Museo Galileo, sicuramente sono certo che per chi volesse valorizzare i propri archivi seguendo questa traccia troverà nel Museo Galileo un'assistenza. Grazie per l'attenzione. Adesso è bene che Sara vi faccia vedere la struttura effettiva di una teca, nella fattispecie quella di Favaro. Grazie Paolo. Dottoressa Bonecchi, a lei. Allora, io parlerò del contenuto delle teche. Dirò due parole anche su questo pover'uomo, Raffaello Caverni, che in realtà nessuno mai conosce, però che per noi è molto importante perché è stato uno dei pionieri della storia della scienza sui documenti, uno dei primi che si è occupato del lavoro sulla collezione galileiana della Biblioteca Nazionale di Firenze, su cui noi lavoriamo costantemente. E Caverni era un prete di campagna, un personaggio molto molto singolare e molto particolare, divulgatore scientifico, un tipo dal carattere difficile, tanto è vero che poi con Antonio Favaro, la cui teca presentiamo fondamentalmente stasera, arrivò a una terribile rottura e a un odio ferocissimo, nonostante per colpa dell'Istituto Veneto anche. Sì. Per colpa di una serie di incomprensioni nate in occasione del premio Tommasoni che Caverni vinse dietro spinta del Favaro per la storia del metodo sperimentale in Italia. Ci furono incomprensioni da parte del Caverni e Favaro, poverino, era incolpevole, però l'odio fu tale che poi dopo vedremo come si sviluppò.
Quindi solo per dire che queste due teche si presentano sempre insieme, sono due teche gemelle, sono gemelle perché a differenza delle altre teche, quella su Leonardo, quella su Galileo, che hanno come fondamenta di tutta la struttura dei lavori di tipo editoriale, queste due teche hanno come fondamenta la catalogazione degli archivi di questi due personaggi. E sono gemelle anche perché questi due archivi erano di difficilissima consultazione, cioè quello di Caverni era inconsultabile, rimasto presso la famiglia, non era mai stato ordinato, la prima volta che io l'ho visto tanti anni fa era imballato e inserito in una scaffalatura d'un garage, perché insomma la famiglia non l'aveva mai fatto ordinare a nessuno, non sapeva dove tenerlo, stava lì. Poi con la discendente che oggi è proprietaria abbiamo fatto questo accordo, è stato ordinato. L'archivio di Antonio Favaro stava invece alla Domus Galileana di Pisa, con aperture abbastanza risicate, con un ordinamento incompleto e quindi era di difficile consultazione anche quello. Hanno in comune queste due teche, sono gemelle anche per i temi, per gli argomenti, sono gemelle per tutte le notizie che si possono trovare dentro, per i personaggi di riferimento, eccetera, e appunto sono gemelle per questo rapporto difficile che c'è stato fra Antonio Favaro e Raffaello Caverni, che però ha dato origine alla pubblicazione parallela di due grandi opere, diciamo una grandissima e una grande, che hanno fatto la storia della rivoluzione scientifica in Italia, cioè la edizione nazionale delle opere di Galileo curata da Favaro e la storia del metodo sperimentale in Italia di Caverni, che con tutti i difetti, con qualche ideologia, con qualche vizio di rigore scarso, con qualche volontà di vendetta, però è stata comunque il testo dove si sono potuti leggere per decenni alcuni documenti della collezione galileiana di Firenze, a meno di non andarli a vedere nell'originale in Biblioteca Nazionale. La Teca Favaro ha è un lavoro in fieri, quindi cerchiamo di capire che cosa abbiamo fatto e che cosa dobbiamo ancora fare. Innanzitutto c'è da ringraziare una persona vissuta un po' di tempo prima di noi, Sebastiano Timpanaro Senior, che era stato nominato da Gentile a direttore della Domus Galileana di Pisa e si adoperò tantissimo affinché l'archivio di Favaro fosse portato alla Domus Galileana, nonostante le dilazioni di Giuseppe Favaro, del figlio di Antonio Favaro, che lo fece arrivare alla Domus invece nel 1942 in occasione dell'inaugurazione, quando doveva arrivare, nel 1945, mettendola anche a rischio di andare distrutto nei bombardamenti, perché era conservato nella villa di famiglia a Fiesso d'Artico, che fu bombardata. Timpanaro aveva una grandissima stima del Favaro. Nel lavoro critico sulle manoscritti galileani del Favaro lui vedeva un grosso esempio, a ragione, di come si deve lavorare sui documenti di prima mano e aveva in mente un lavoro sulla sua opera, però morì abbastanza presto, insomma direi prestissimo perché aveva la mia età più o meno, e questo lavoro non si fece mai perché i suoi successori non erano così interessati, diciamo, a questo argomento. Di questo archivio del Favaro fu messo da parte il carteggio e furono messe da parte una grande raccolta di ritagli di giornale che poi saranno stati catalogati dopo, che non avevano nessun tipo di catalogo, tutto il resto fu messo in un armadio. Questo è stato il lavoro che abbiamo fatto noi, cioè quello di recuperare tutto questo in un accordo con la Domus Galileana, con la soprintendenza, tutto il materiale tranne il carteggio che è stato catalogato in loco, è stato portato nella sede del Museo Galileo, ordinato, catalogato, digitalizzato. E è un grande esempio di utilità di questo materiale, di questo tipo di lavori, perché da questo archivio si capisce qual è il metodo di lavoro del Favaro, come si diceva prima anche Paolo,
ha avuto una produzione immensa da tutti i punti di vista, in un momento in cui esisteva solo carta e penna e nessun altro tipo di ausilio. Si vede da questo archivio quali erano le strategie sue per poter gestire questo lavoro. Una capacità di lavoro enorme che era il cruccio, la spina nel fianco dei suoi collaboratori che non gli tenevano dietro, e quindi ci sono anche tutte queste dispute fra Favaro e i collaboratori che non ce la facevano a lavorare quanto lavorava lui. Ci sono tutte le riproduzioni fotografiche per i facsimili, e lì si vede tutta la procedura, che è molto interessante, il facsimile del manoscritto in quel periodo. C'è questa enorme raccolta di ritagli di giornale che contiene pezzi che non si sarebbero mai trovati altrimenti, sparsi in tutto il mondo, nelle testate più remote. Ci sono 2 raccoglitori grandi di lettere, oltre a tutto il carteggio di Favaro, che noi abbiamo chiamato carteggio istituzionale, e che testimoniano tutti i rapporti con il Ministero, con le istituzioni, difficilissimi rapporti durante tutti i 20 anni del lavoro sull'elezione nazionale. Poi abbiamo proseguito, anche grazie a voi, con l'acquisizione di altri materiali provenienti da archivi e biblioteche diverse. Oggi i documenti che ci sono i 2 fondi della Domus Galileana di Pisa, il fondo di Favaro e il fondo, cioè una parte dell'archivio di Isidoro Del Lungo, filologo, accademico della Crusca. Isidoro Del Lungo è colui che ha curato l'edizione dei testi di Galileo per l'edizione nazionale, grandissimo amico di Antonio Favaro fino alla morte, si scrivevano svariate volte al giorno. Questo carteggio è meraviglioso, quello fra Favaro e Isidoro Del Lungo, e speriamo di completarlo presto, perché altri 2 tronconi dell'archivio di Isidoro Del Lungo stanno in Biblioteca Nazionale a Firenze e in Biblioteca Marucelliana, con oltre 1000 lettere rispetto a quelle che ci sono già. Abbiamo i vostri materiali dell'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arte, e tutti catalogati da Carlo Urbani e digitalizzati da Carlo Urbani, e abbiamo il fondo Barbera dell'editore Giunti, che ha inglobato poi la casa editrice Barbera, e poi abbiamo quello che rimane dell'archivio privato Caverni. Tutto questo adesso io provo a farvi vedere direttamente, senza slide, ma dal sito, un po' come funziona la ricerca. Ora, purtroppo, la risoluzione non è quella adatta, ma se si cambiava risoluzione veniva tutto troppo piccolo, quindi cercherò, diciamo, di arrangiarmi in qualche modo. Tutto quello che abbiamo detto fino ad ora riguarda un solo archivio, che è quello dei manoscritti. Attualmente sono catalogati 13.308 manoscritti, fra manoscritti, cioè opere, appunti, cioè tutto quello che non è carteggio e non è documento, lettere, documenti e stampati. I vostri attualmente, quello che proviene da questo istituto, assomma a 258 record. Queste lunghe liste possono avere vari ordinamenti, titolo, segnatura, data, e possono rimandare, ogni record può rimandare a una scheda catalografica dove ci sono tutte le informazioni sul documento, oppure direttamente alla riproduzione digitale, perché tutto quello che è qui dentro è riprodotto digitalmente e quindi si può tutto vedere, proprio il documento originale. L'interfaccia di ricerca è studiata per delle ricerche generali, nel caso non si conosca bene l'argomento e quindi ci si voglia fare un'idea di quello che c'è, diciamo. E poi delle ricerche più mirate. Allora, intanto, come vedete, quando si sceglie una tipologia diversa, cambia l'interfaccia di ricerca, perché cambiano i criteri di ricerca per ogni tipologia. Comunque faccio un esempio di una ricerca estensiva, cioè generica, cioè Galileo.
e ci sono, no, 4, perché qui è rimasto l'Istituto Veneto, ecco qua. Ci sono 248 documenti, fra documenti, manoscritti e lettere, che parlano di Galileo in tutto, cioè ovviamente non nei contenuti, ma nelle schede catalografiche. E con questo tipo di ricerca si può cercare qualsiasi cosa all'interno dei documenti. Però ci sono anche delle ricerche più specifiche, di uno che conosce già l'argomento e per esempio cerca una cosa in particolare. Allora vi faccio un esempio veloce sulle lettere, per esempio, mittente, lettere, io cerco le lettere di Favaro, a Isidoro Del Lungo ce ne sono tantissime. E sono attualmente 972. Però mi interessa quelle che gli ha scritto d'estate, quando era nella villa a Fiesso d'Artico. E queste sono 225. Però voglio vedere quelle che vanno dal 1891, ad esempio, prendo un po' di data a caso, no? Al 1904. E si riducono a 18. Però voglio anche quelle dove è citato il collaboratore dell'edizione nazionale Marchesini. Marchesini, Umberto Marchesini. E sono 2. Ecco, così si va a scalare. Naturalmente, come sempre, ogni lettera ha la sua catalogazione e la sua, ecco, digitalizzazione. Questa è la struttura. Ci sono ovviamente altri archivi. L'archivio delle opere a stampa, dove c'è la digitalizzazione di tutte le opere a stampa di Antonio Favaro. Quindi sono in tutto 1075, anche queste possono essere, è una digitalizzazione in corso, possono essere viste sia nella scheda catalografica che nella digitalizzazione. Cerco amici, ecco. Ho scritto bene? Sì, Amici e corrispondenti di Galileo, perché negli Amici e corrispondenti di Galileo pubblicati da Favaro ci sono molte puntate, diciamo, pubblicate nei vostri atti che ci avete dato voi, e questi sono gli atti del vostro istituto con la pubblicazione. Poi questi archivi, già dimenticavo, c'è anche una bibliografia su Antonio Favaro, di cui abbiamo dato una lista di 100 titoli, perché attualmente questi sono, e che si potranno fino a un certo punto vedere digitalizzati per via del copyright, per cui oltre un certo limite non potremo digitalizzare. Ci sono poi 2 archivi di diciamo supporto, che danno il contesto di tutta l'opera del Favaro e di tutto quello che è contenuto nell'archivio. È una cronologia abbastanza capillare che va dal 1847, che è l'anno di nascita del Favaro, fino al 1964, che è la data della pubblicazione della ristampa, dell'unica ristampa repubblicana dell'edizione nazionale, perché Edizione Nazionale di Galileo e Vicende biografiche del Favaro sono strettamente collegate e quindi fanno tutte parte, diciamo, della stessa cronologia. Abbiamo una galleria perché non c'erano materiale sufficiente per fare un archivio iconografico, utilizziamo la galleria per dare anche materiale iconografico. Abbiamo avuto anche da grosse collezioni, dalla collezione Alinari per la fotografia, dalla Fototeca Gilardi di Milano, e anche da singole
istituzioni che ci hanno dato piccole cose, tipo per esempio la pubblicazione per nozze dei genitori del Favaro, che ci è venuta dall'Accademia delle Scienze di Torino, oppure la pagella del Favaro che ci hanno mandato dal liceo Tito Livio di Padova. Favaro, tutti grandissimi voti, eminente e lode, a parte il primo anno che matematica insomma ne era proprio in massimo, però poi si è ripreso e è finito in bellezza con bellissimi voti e varie, insomma, non sto a farvene vedere troppe per il tempo a disposizione. C'è poi un regesto biografico dove ci sono tutti i personaggi che in qualche modo hanno incontrato, e qui ne conoscete molti perché molti sono maestri appartenenti all'Istituto Veneto, sono allievi, sono personaggi con cui lui ha avuto rapporti, ci sono politici, ci sono colleghi, c'è un po' di tutto. Io, se ho qualche secondo ancora... Hai molti. Ah, c'ho tutta quella lì? Sì. Allora, no, avevo visto finita. No, ne vorrei citare due, perché sono due personaggi che non verranno mai citati da nessuno in una sede pubblica perché sono molto minori, ma che sono invece stati molto importanti sia per Favaro, che ha avuto dei rapporti molto stretti con loro, e sia per il lavoro editoriale. Uno è Giovanni Colmignoli, che è il proto della casa editrice Barbera, è quello che ha seguito tutto il lavoro tipografico dell'edizione nazionale di Galileo, che è stato un bagno di sangue per la complicazione in quel momento di facsimili, cioè un momento in cui tecnologicamente non c'era grosso appiglio. E Colmignoli rimase fino da anziano a lavorare apposta per portare in fondo anche l'ultimo volume, e si dice che persino sul letto di morte, negli ultimi vaneggiamenti della vita, lui volesse alzarsi e andare a lavorare all'edizione galileiana, che nel frattempo era finita, ma insomma... E l'altro che invece vorrei, questo è un debito di giustizia, è Vittorio Lami. Vittorio Lami era un filologo, morì molto giovane, Favaro se ne dispiacque tantissimo. È il filologo che affiancò Isidoro Del Lungo nella cura dell'importantissimo terzo volume dell'edizione nazionale Galileo, quello Desidereus Nuncius. Il resto fu curato insieme a Del Lungo dal Marchesini. Nelle ristampe successive, che sono quelle che normalmente si usano, il Vittorio Lami è scomparso dagli orizzonti perché hanno preso la pagina dei crediti del primo volume e l'hanno messo su tutti, e quindi non risulta più il Sidereus Nuncius curato anche da lui. Allora questo era un debito che io volevo saldare, perché mi sembra giusto che sia riconosciuto a chi ha fatto il lavoro e quello che appunto ha fatto. Bene. Allora, in conclusione, le teche sono un tentativo di trasposizione sul supporto elettronico di questa tradizione che nella nostra città è secolare, si può dire, di lavori sulle fonti originali, che siano il reperimento stesso delle fonti, la catalogazione, l'edizione, e a quell'accuratezza di questi grandi lavori noi come idea regolativa ci speriamo di riuscire più vicini possibile. E Favaro in particolare, che Favaro è vostro perché è nato qui, è vissuto qui, ha lavorato qui, quindi ha amato tantissimo la storia della propria terra, si vede da tutto il lavoro che ha fatto, della propria città, però noi lo consideriamo un po' anche nostro, prima di tutto per quella malattia che lui si era diagnosticato e che anche noi, insomma, di cui siamo affetti anche noi, cioè la galileite acuta, e quindi ci sentiamo vicini a questo punto di vista, ma proprio perché Antonio Favaro fa parte a pieno diritto di questa tradizione, perché l'edizione nazionale delle opere di Galileo è uno degli esempi più alti della tradizione filologica fiorentina
E quindi, per dire, nell'ufficio manoscritti della Biblioteca Nazionale di Firenze, oltre a, diciamo, i numi della biblioteca che hanno fatto i fondi costitutivi, tipo Antonio Magliabechi, Borghini, eccetera, c'è una foto di Antonio Fava, perché era parte anche del panorama fiorentino. E quindi per noi Favaro è un oggetto della teca, ma è anche un modello, perché ci ispiriamo, abbiamo un po' introiettato il suo modo di lavorare, ormai lo consideriamo nostro e andiamo avanti su quella strada. Le teche poi non sono, questo l'aveva già detto prima Paolo, però ci tenevo a ribadire, non sono dei contenitori rigidi ai quali si devono adattare i documenti, ma sono delle strutture malleabili che si adattano alle esigenze dei documenti, che sono sempre diverse a seconda di quello che ci si trova a avere alle mani. Se voi guardate Galileoteca, Leonardoteca, queste due teche gemelle di Favaro e Caverni, non ce n'è uno uguale all'altra, eppure si parte, diciamo, dagli stessi principi. Quindi possono essere adattate a qualsiasi materiale, noi ci occupiamo di storia della scienza, ma anche a qualsiasi personalità, al lavoro sulle personalità, su dei contesti storici, su qualcosa può essere applicato questo metodo. Ad esempio, noi siamo stati, il museo è stato coinvolto da poco dall'Università di Liegi in un progetto di una teca che dedicata a Francesco Guicciardini, quindi per la prima volta nella storia l'archivio di Francesco Guicciardini, grazie al conte Piero Guicciardini, che tra l'altro è anche uno degli architetti che ha progettato il nostro museo. L'archivio di Francesco Guicciardini è stato portato da noi, è stato digitalizzato, catalogato, e fra poco uscirà questa teca, e anche questa è una, diciamo, un traguardo, perché questo archivio era difficilmente consultabile perché è in casa dei Guicciardini, e quindi uno poteva andare, non è che uno può andare lì continuamente. Bene. Allora, se si scorrono un attimo i crediti, si vede che questo tipo di lavori necessitano non solo della collaborazione di molti istituti. I primi, li ho già detti prima, sono quelli che ci hanno fornito il grosso del materiale, ma se vedete anche altri istituti ci hanno fornito particolari più piccoli o cose più piccole di materiale, e soprattutto molte professionalità diverse, perché il laboratorio multimediale ha lavorato, la unità web ha lavorato, il laboratorio fotografico ha lavorato, la biblioteca ha lavorato, insomma sono numerose persone che adesso io non posso citare. Oggi io ne cito soltanto due, una l'ho già citata ma la ricito volentieri, è Carlo Urbani, che ha lavorato su tutto il materiale vostro, e l'altra che ci sta seguendo, credo, è Alessandra Lenzi, che è la responsabile della nostra biblioteca, che è bravissima a accordare i suoni di tutte queste personalità diverse, professionalità diverse, e a gestire il flusso dei dati. Ecco. Antonio Favaro e Raffaello Caverni sicuramente non sarebbero contenti di essere accomunati continuamente in tutte queste presentazioni che facciamo delle teche dedicate a loro, perché si sono osiati mortalmente e quindi non sarebbero contenti, però io confido che insomma si sarebbero anche arresi alle esigenze della storia e all'evidenza dei documenti, per cui insomma mi sento la coscienza a posto e ringrazio voi per l'ospitalità e per l'attenzione. Grazie.